Buongiorno a tutti e un grande abbraccio a tutti. Bene, iniziamo la nostra lezione di yoga. Dobbiamo sempre cercare di entrare in un'atmosfera di quiete, di calma, di tranquillità. Visualizziamo un grande cielo azzurro con tante piccole nuvole bianche. Cerchiamo di vederlo chiaramente, di creare distintamente questa immagine. E immaginiamo che a ogni respiro tutte queste nuvolette piano piano si allontanano all'orizzonte. Sono tutti i nostri pensieri. Ascoltiamo il respiro. Con ogni espirazione, ogni volta che esce il respiro, immaginiamo di soffiare via tutte queste nuvolette che ci disturbano, fino a quando il cielo rimane completamente limpido, terso, sereno. E teniamolo, questo cielo sereno, dentro di noi. Cerchiamo di non fare entrare nuvole scure, nuvole chiare, non le vogliamo. Vogliamo solo un cielo sereno. E così possiamo iniziare la nostra pratica. Appoggiamo le mani sulle cosce, prendiamo una profonda ispirazione, portiamo dentro il respiro spingendo indietro le spalle, inarcando un po' la colonna vertebrale e espirando ci flettiamo in avanti, facciamo scendere un po' la testa verso le ginocchia, ancora dentro il respiro profondamente fino in fondo e fuori completamente il respiro, fuori fino all'ultimo sorso di respiro. Ancora dentro, in arco, giù, 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 facciamolo scendere bene il respiro e buttiamolo fuori completamente. Ancora una volta, dentro il respiro, fuori il respiro. Bene, rilassiamo. Adesso chiudiamo i pugni ma senza stringere troppo, con leggerezza. Inspiro, espiro. Ancora, inspiro, espiro. Inspiro, espiro e rilassiamo. Chiudiamo ancora i pugni, picchiettiamo con leggerezza, senza forzare, il nostro corpo. Un po' anche l'addome, ritorniamo su, picchiettiamo tutto il torace e rilassiamo completamente, ascoltiamo, cerchiamo di sentire le vibrazioni sottili che ci sono sulla pelle, ci sono anche all'interno, dentro i nostri muscoli, però cerchiamo di tenere tutto il corpo rilassato, altrimenti le sensazioni non possono emergere, le sensazioni se ne vanno se siamo tesi. Bene. Adesso portiamo in avanti un braccio, chiudiamo il pugno, portiamo il pollice verso l'alto. Prendiamo una bella ispirazione profonda dentro il respiro e buttando fuori il respiro, portiamo il braccio lateralmente, cerchiamo di spingerlo un po' dietro, sempre seguendo con lo sguardo il pollice. Riportiamo il braccio in avanti, rilassiamo, l'altro braccio sul pollice, una profonda ispirazione dentro il respiro fino in fondo, fuori il respiro. Indietro il braccio quanto possibile, senza creare tensione nell'altra spalla. Riporto il braccio in avanti, rilasso, l'altro braccio, dentro il respiro, fuori il respiro.
ritorno, tutto con calma, tutto con attenzione. L'altro braccio, dentro il respiro fino in fondo, fuori il respiro. E ritorno. E rilassiamo. Distendiamo, portiamo le spalle verso l'alto, su. Cerchiamo di spingere le vene verso le orecchie, inspiriamo, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora su. Ancora una volta, dentro il respiro, fuori il respiro. Bene. Adesso portiamo le braccia verso l'alto, intrecciamo le dita delle mani, pieghiamo un po' le braccia, morbide le braccia, rilassate, e ondeggiamo piano da un lato all'altro, con leggerezza, come un alberello, come la chioma di un alberello mossa dal vento. Immaginiamo un soffio di vento che ci porta in una direzione, un soffio di vento che ci porta nell'altra direzione. Ci lasciamo portare, ci lasciamo cullare. Deve essere un movimento dolce, morbido, rilassato. Ancora. E ci fermiamo. Rilassiamo. Adesso cerchiamo di togliere un po' di tensioni dalle vertebre cervicali. Dentro il respiro, fuori il respiro, flettiamo la testa in avanti. Tutto con delicatezza. Riportiamo la testa al centro. Immaginiamo che la nostra colonna vertebrale sia il lungo stelo di un fiore e la nostra testa la corolla di un fiore e dobbiamo muoverla con leggerezza. Ancora dentro il respiro, indietro la testa, fuori il respiro. Sentiamo come si distende bene tutta la gola. Adesso si chiudono le cervicali. Torno al centro, dentro il respiro, fuori il respiro. Adesso si chiude la gola, si distendono le cervicali. Ancora dentro il respiro, fuori il respiro e ritorno. Dentro il respiro, inspiro, giro la testa verso una spalla tenendo il mento parallelo al pavimento, non su e non giù, fuori il respiro. Inspiro, espiro. Ancora, inspiro, espiro. Torno ancora al centro, giro ancora la testa e la riporto al centro. Rilassiamo, teniamo le spalle ben aperte e rilassiamo completamente, cerchiamo sempre di sentire le sensazioni, sempre sentire come il nostro corpo risponde a quello che facciamo. Cerchiamo di percepire l'energia che si muove nella nuca, nel collo, nelle spalle. Adesso intrecciamo le dita delle mani sul ginocchio, solleviamo il ginocchio, allarghiamo bene le spalle, inspiro, espirando porto il ginocchio verso la fronte verso il ginocchio. Poi apro il ginocchio lateralmente quanto possibile senza forzare. Riporto il ginocchio al centro e lo faccio scendere. L'altro ginocchio su, inspiro, allargo bene, inspiro dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno, apro il ginocchio lateralmente, cercando di portare un po' verso l'alto il piede. Cerchiamo di aprire bene l'articolazione dell'anca e poi il ginocchio scende. Ripetiamo ancora una volta.
sul ginocchio, dentro il respiro, fuori il respiro. Apro, cerco di distendere, porto l'attenzione all'articolazione dell'anca, cerco di rilassarla. Riporto al centro, giù il ginocchio. L'altro ginocchio, su, inspiro, espiro. Apro lateralmente e riporto il ginocchio al centro e rilasso. Adesso facciamo una sequenza per sciogliere le spalle. Tutti i movimenti con leggerezza, le braccia, le spalle leggerissime. Portiamo indietro le braccia, flettiamo un po' le spalle, flettiamo la testa, espiro, fuori il respiro. Inspiro, apro, espiro sulle braccia, leggere, inspiro, ruoto, espiro, inspiro dentro l'aria, espiro, giù le braccia, lo facciamo ancora, inspiro, inarco un po', dentro l'aria, inspiro, dentro l'aria, espiro, inspiro, espiro. Abbandoniamoci un attimo così, lasciamo andare la testa, lasciamo andare le braccia, lasciamo andare le spalle. Poi con calma ci risolleviamo, rilassiamo. Adesso allunghiamo un braccio in avanti, ruotiamo, torsione su un lato, portiamo la mano all'esterno del ginocchio, premiamo un po' con la mano per aiutarci a entrare bene nella torsione. Le spalle sono lontano dalle orecchie, giriamo anche la testa, fermiamoci un attimo nella torsione, senza creare tensioni. Cerchiamo di rilassare quando siamo bene nella torsione. Poi ritorno al centro, allungo il braccio, inspiro, espirando ruoto, mano all'esterno del ginocchio, premo, mi aiuta la pressione a entrare bene nella torsione, spalle lontano dalle orecchie e tengo un attimo la torsione, rimango nella torsione. Poi ritorno. Ancora una volta allungo il braccio in avanti, dentro il respiro, fuori il respiro. La mano all'esterno del ginocchio, cerco bene di entrare nella torsione. Sento la posizione, il movimento della colonna vertebrale. Poi ritorno e sull'altro lato allungo il braccio, dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno. E rilasso. Distendiamo. Sciogliamo un po' le spalle. Disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti. Lenti, ampi, sempre movimenti leggeri, movimenti morbidi. Con questi, nell'altra direzione, con questi movimenti leggeri, rilassati, fluidi, noi lubrifichiamo le nostre articolazioni. Bene. Adesso togliamo un po' di depositi di calcio dalle articolazioni delle nostre mani. Apriamo bene le mani, cerchiamo di
separare bene le dita delle mani, così. Poi chiudiamo il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Stringiamo i pugni, apriamo il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e i mignoli. Apriamo bene, chiudiamo ancora mignolo, anulare, medio, indice e pollice. Stringo, apro pollice, indice, medio, anulare e mignoli. Apriamo bene, tendiamo bene, rilassiamo, abbandoniamo un attimo le mani, rilassiamole completamente, ascoltiamole. Cerchiamo di cogliere tutte le sottili vibrazioni nelle dita delle mani, nei palmi delle mani. Adesso apriamo e chiudiamo con forza le dita delle mani. Ancora, ancora. E rilassiamo, abbandoniamo ancora le mani, rilassiamole. Intrecciamo le dita delle mani, sciogliamo un po' anche i polsi, le articolazioni dei polsi, una mano su, l'altra giù e poi cambiamo. La mano sopra va sotto, la mano sotto va sopra. Adesso lo facciamo tenendo i palmi delle mani verso il corpo, facciamo questo movimento. Poi palmi delle mani in avanti, lo stesso movimento. Bene, rilassiamo, distendiamo. Prendiamo ancora delle belle respirazioni profonde. Facciamo lo stesso movimento che abbiamo fatto all'inizio della lezione. Inspirando, inarchiamo. Giù, bene, respiro fino in fondo, espirando, buttiamo fuori completamente, incurviamo le spalle, incurviamo la schiena. Ancora, inspiro, espiro. Ancora una volta, inspiro, espiro. E rilassiamo. Adesso lasciamo fluire il respiro spontaneamente. Portiamo le mani sull'addome e ascoltiamolo, senza fare niente. Non dobbiamo intervenire, interferire in nessun modo. Il respiro si muove da sé dentro di noi. C'è un potere più grande del nostro che muove il respiro dentro il nostro corpo. Lasciamo che accada, non dobbiamo fare niente, dobbiamo solo osservare, solo ascoltare e solo godere di ogni respiro. E ascoltando il respiro entriamo in uno stato di calma, di tranquillità, di consapevolezza e di serenità. Grazie cari amici, la lezione di yoga è terminata, auguro a tutti una buona giornata e ancora un grande abbraccio a tutti.